continua l'attività dello stabilimento Ferriera di Trieste e si continuano a riscontrare nell'ambiente e nelle abitazioni limitrofe allo stabilimento polveri, odori e rumori fortemente impattanti sulla popolazione e a nostro avviso non compatibile con un'area densamente abitata. Tanto che da gennaio 2008 ci sono state più di 6.000 segnalazioni da parte di cittadini e il 6 settembre 2018 è stata accolta la petizione sottoscritta da più di 1.200 cittadini che chiedeva l'immediata procedura per la dismissione dell'area a caldo dello stabilimento. Proprio a inizio mese c'è stata l'ennesima fumata nera dovuta a malfunzionamento e gli spolveramenti dai parchi minerali e fossili. Ricordo che sia gli spolveramenti che le fumate e le polveri che vengono emesse ricadono naturalmente quelle più grosse vicino allo stabilimento, ma in realtà le polveri più fine, quelle più pericolose, si spostano per chilometri invadendo i comuni vicini e interessando tutta la cittadinanza appunto di Trieste e dei comuni limitrofi. E ogni giorno i cittadini, anche di Servola, si trovano la tavola imbrattata da questa polvere. Nonostante le dichiarazioni di questa maggioranza, purtroppo abbiamo dovuto constatare anche con gli atti di programmazione, qui ho il DEFR, che non si è dato seguito poi alle dichiarazioni sulla contrarietà degli stabilimenti impattanti. Ricordo all'assessore Scocimarro che appunto la prima volta forse che io ho alzato forse i toni sul tema Ferriera è quando ho letto il primo documento di economia e finanza. Adesso appunto siamo arrivati a quello successivo. Il vocabolo più ricorrente è proseguirà la collaborazione con l'università, proseguirà l'attività di verifica e controllo, proseguirà il supporto di consulenza al commissario straordinario. Non c'è almeno su atti concreti nessuna discontinuità con quello che era il solco tracciato dalla precedente maggioranza, quindi dalla presidente Serracchiani. Nonostante questo, nell'arco dell'anno abbiamo assistito a numerose richieste da parte del centrodestra. Ricordo nel 2017 il sindaco di Trieste ha chiesto di annullare l'AIA, successivamente l'allora vice sindaco Roberti aveva chiesto di annullare immediatamente l'AIA e di smettere di fare proclami inutili sulla stampa. Si chiedeva addirittura all'assessore Vito, oggi appunto abbiamo l'assessore Scocimarro, di interloquire con l'assessore Telesca, oggi abbiamo l'assessore Riccardo, per dare un supporto da parte dell'azienda sanitaria Riccardi oggi, esatto, per chiedere all'azienda sanitaria di dare dei dati epidemiologici per aiutare il sindaco a prendere decisioni importanti verso la chiusura dello stabilimento. È stata chiesta appunto non solo l'annullamento ma anche la revoca immediata dell'autorizzazione e ricordo infine le dichiarazioni in campagna elettorale dell'attuale presidente della regione Fedriga che aveva assunto come impegno vincolante la riscrittura dell'autorizzazione integrata ambientale per procedere alla chiusura dell'area a caldo, riscrittura, non revisione. Questo è l'impegno più di un anno fa assunto dal Presidente. Ecco, io in questo arco di tempo ho fatto varie interrogazioni. Ho fatto interrogazioni, come già fatto nella scorsa legislatura, sulle ricadute, sull'impatto sanitario imposto dall'impianto. C'è stato anche un accordo siglato dalla Presidente Serracchiani con l'Istituto Superiore della Sanità. Nessuno studio a seguito di quell'accordo è andato avanti, nonostante l'Istituto Superiore della Sanità rilevava un'elevata esposizione sia acuta che cronica della popolazione e sollecitasse la necessità di investigare nelle aree limitrofe appunto la valutazione del rischio. Poi ho fatto luglio dell'anno scorso una interrogazione per capire qual è il cronoprogramma rispetto alla chiusura dell'area a caldo. Allora l'assessore Scocimarro mi aveva assicurato sulla volontà di aggiornare l'autorizzazione integrata ambientale, abbassando i limiti per quanto riguarda i deposimetri. Ecco, questo era un impegno di più di un anno fa. Abbassare i limiti dei deposimetri non era solo un impegno che si era assunto più di un anno fa l'assessore, ma è anche
quello che sta scritto nell'autorizzazione integrata ambientale, che dice che negli anni successivi al 2016, nell'ottica del miglioramento della performance dell'impianto, andavano ridotti questi limiti. Non è stato fatto nel 2017 dalla giunta precedente, ma nel 2017 è stata fatta un'ordinanza per ridurre la produzione perché si sforavano questi limiti. Non è stata fatta nel 2018 e non è neanche stata fatta nel 2019. Vado a conclusione. Nell'interrogazione che ho fatto invece nel 2019, risposta immediata 120, si diceva che è stato creato un tavolo per aggiornare i limiti, tavolo tecnico di cui non si sa l'esito e che non ha portato ancora alla revisione dei succitati limiti. Ricordo che non si rispetta il limite per quanto riguarda il rumore e anche qui chi c'era prima ha dato 3 anni per adeguarsi ai limiti, adesso abbiamo dato un altro anno. Però ci sono anche la possibilità, abbiamo sentito questa mattina, di fare delle ordinanze emergenti urgenti da parte del sindaco o anche del presidente della regione. O si può, alla luce del progetto presentato entro giugno, chiedere di interrompere anche parti di attività. Da ultimo, e concludo, l'assessore ha detto pochi giorni fa che si tratta di chiudere d'accordo con la proprietà entro il 2022. Ecco, io credo che l'impegno che chiedo è quello di passare dalle parole ai fatti. Non ci si può intestare la chiusura quando si sa che la coccheria sta su con lo scotch e quindi avrà una vita molto breve. Consigliere Ussai, devo ma invitarla a anche, concludere. sì, ho subito finito, ma anche si sa che l'altoforno appena rinnovato l'anno scorso avrà massimo 2-3 anni di vita e quindi già nel piano industriale si prevedeva la chiusura della coccheria. Adesso evidentemente non sarà più economico investire su quell'impianto. Io chiederei all'assessore quindi di impegnarsi a una immediata revisione dell'autorizzazione integrata ambientale a tutela della salute dei cittadini e di fissare assieme alla proprietà un puntuale e stringente cronoprogramma per la chiusura progressiva dell'era a caldo, prevedendo naturalmente anche le strategie per la tutela dei livelli occupazionali in collaborazione con i ministeri competenti e con il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale. Grazie. Prego, consigliere Ussai. Accolgo lo spunto e mi subemendo, cioè tolgo la parola revisione e metto esattamente le parole che l'assessore ha usato il 26 luglio del 2018, dove diceva che c'è la volontà di aggiornare la sopracitata autorizzazione, per cui al posto di revisione sostituisco la parola revisione la procedura di aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale, che è quello che ha usato lui a luglio 2016, ricordando e ribadendo all'assessore che la revisione e l'aggiornamento... Bisogna dargli il tempo per aumentare la cosa del broker. È previsto, posso parlare, Presidente? Scusi, Ussai. Quella procedura è prevista dalla stessa autorizzazione integrata. Cioè c'è scritto, lo prevede l'autorizzazione che deve essere aggiornata, ma non è ancora stata fatta. Quindi dovevano farlo e non l'hanno ancora fatto. Non solo, ma era un impegno della campagna elettorale rivedere e riesaminare. Bene. Se volete mettere riscrittura, come diceva no, allora c'è la proposta dell'assessore, chiede una sospensione di 5 minuti per attestare. Ribadisco, l'attuale AIA non tutela la salute dei cittadini, bisogna mettersi in mano immediatamente, è un impegno dell'assessore. Consigliere Ussai, per economia di tempo, l'assessore è disponibile a verificare con lei il testo, quindi chiedo, chi mi ha chiesto una sospensione di 5 minuti che concedo per vedere se riusciamo ad arrivare a un testo condiviso. La seduta è sospesa. Io intanto appunto, prendo atto che la famosa riscrittura, la revisione e l'annullamento richiesti e promessi non sono fattibili, questo ce lo dicono gli uffici. Per cui niente riscrittura, niente annullamento e niente neanche revisione. Quindi accolgo la proposta quantomeno di aggiornamento dei valori, cosa che io speravo che venisse già prima, ma che insomma spero che venga prima possibile. Volevo sottolineare anche che sia messo a verbale che mi è stato detto mettiamo anche verifica, io credo che sono passati dal 2016 diversi anni anche per verificare l'andamento
e c'era un tavolo che si è riunito, per cui anche la verifica credo che non serviva assolutamente inserirla, bisognerebbe verificare, modificare e aggiornare quanto prima i valori e credo che se l'assessore dice che è eutroneo ma che può essere ancora forzativo dal punto di vista politico, a tutela della salute dei cittadini, secondo me non ci starebbe male e comunque accolgo la proposta dell'assessore. Bene, allora Con accettiamo questa così. integrazione, Accettiamo la sì. Quindi accettiamo, quindi il proponente ha accettato. Porrei allora a questo punto la mozione così come è stata emendata. La ripetiamo magari. Punto 1 sostituisce il punto 1 con il dare attuazione all'aggiornamento dei valori obiettivo previsti nell'AIA a tutela della salute dei cittadini, e il 2 rimane uguale. Allora, con queste modifiche porrei in votazione la mozione numero 99 a firma Ussai e altri. Aperta la votazione. È chiusa la votazione, la mozione è approvata.